Questione pediatria a Padova, genitori preoccupati che si rallenti l'iter o addirittura si fermi per le osservazioni, per le azioni della sovrintendenza. Ma guardi, se oggi si parla di cantiere è perché noi abbiamo stanziato i soldi, crediamo che la pediatria debba essere realizzata, crediamo che il dialogo si debba sempre tenere aperto con la sovrintendenza, non siamo dei devastatori, è pur vero che stiamo discutendo, mi perdoni, anche un po' di lana caprina, stiamo discutendo di un piano di altre robe, ma pensiamo che da un lato abbiamo la legge, abbiamo le norme della sovrintendenza e dall'altro abbiamo i bambini. Per me vengono prima i bambini, vengono le famiglie, però sia che abbiamo stanziato le risorse per realizzare questa nuova opera, che è un'opera di riferimento internazionale. Dall'altro vorrei ricordare alla sovrintendenza, a tutti, che nel master plan del nuovo ospedale di Padova si prevede una riqualificazione dell'attuale vecchio policlinico, addirittura liberando tutte le mura e ridando il parco delle mura alla città, quindi di interventi a favore della tutela del patrimonio storico-artistico di Padova e di quel contesto ne facciamo a iosa, per cui non vedo proprio il problema della torre della pediatria. Per noi comunque andiamo avanti, ho detto al dottor Flor che si vada avanti, si dialoghi con la sovrintendenza ma si vada avanti.